La tecnologia è completamente digitale e con la nuova bobina a lenzuolo permette di conformarsi al meglio all'anatomia del paziente. Questa è la nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla, inaugurata in ospedale a Conegliano alla presenza del governatore Zaia, apparecchiatura top di gamma e tra le prime in Italia. Un macchinario da oltre 1.300.000 euro oggi, che porta comunque questo complesso ospedaliero ad essere un punto di riferimento per la provincia che per la regione. Questo è quello che vogliamo, questo è quello per cui ringraziamo la Regione Veneto. La nuova strumentazione consentirà diagnosi più precise. È una macchina che è stata allestita con tutti gli accessori e gli optional possibili, soprattutto per lo studio dell'encefalo, del cuore, dei vasi, della prostata, e quindi ci dà la possibilità di fare delle diagnosi molto precise. Ma il passo in avanti riguarda anche un altro aspetto. Un grosso avanzamento è diciamo, il benessere del paziente. Sapete che la risonanza magnetica crea claustrofobia nel paziente perché è molto chiusa. Questa macchina ha un'apertura di ben 10 cm superiori a quelle delle macchine precedenti. Ma un conto è la strumentazione, un altro è il contenitore, con la conferma che in autunno partirà la gara europea per la procedura di affidamento dei lavori per il nuovo ospedale di Conegliano, operazione da 75 milioni di euro. Ci attendiamo veramente che questi lavori comincino più presto, che il 2021 sia l'anno di inizio dei lavori, che cambierà il volto di questo ospedale, di questa struttura e, ripeto, diventerà un punto di riferimento.